Nuoro. Il Museo Archeologico di Nuoro era pieno del Canzor del Prato, del Vaso, non ci piace, cosa c'è? Nulla di interessante. Non capivamo l'importanza di quegli oggetti, perché nessuno ce l'aveva spiegato. A un certo punto per una tecnica, allora era conservato a Nuoro, adesso è nel Museo di Cagliari. Indovinate che cosa ho visto? Ho visto quella spada che c'è lì su. Mi ha colpito perché ho detto accidenti, cioè questi erano guerrieri, questi i nostri antenati, i miei antenati erano dei guerrieri. La cosa poi che mi ha conquistato definitivamente è stata che quella spada viene da un posto del mio paese che si chiama Oreo. Come si arriva a questa sintesi? Questo abbiamo un lago sulla sinistra, che è il paese appunto di Emilio Suarrugia, anche il mio paese, che siamo compaesani vicini di casa, abbiamo amici e amici di famiglia, con il Nus, tra l'altro. Mentre a destra abbiamo Parigi, Parigi è la Torre Eiffel, il simbolo.